Caro Don Fabio, da circa una decina di giorni campeggia sulla parete del patronato nella parrocchia della Santissima Trinità a Mestre un enorme manifesto. Vi sono delle immagini, delle citazioni e molti si sono chiesti il senso di questa comunicazione da parte tua. Puoi spiegarcelo? Allora, io credo che dobbiamo tentare strade innovative per entrare in comunicazione con le persone di oggi, che devono vedere come la Chiesa si stia sforzando, anche con questi nuovi mezzi, di uscire da una comunicazione scontata. Mentre penso fondamentale che siamo noi a dover uscire, anche con un semplice messaggio visuale, per dire che cosa, quali sono i nostri intenti fondamentali. Il primo intento è quello di guardare al futuro, di scommettere sulle nuove generazioni. E in un paese che purtroppo non è più un paese per giovani, ma per vecchi, in cui la maggioranza della popolazione ha una certa età, il problema di fondo è capire la funzione sociale di ciò che sarà il futuro di questa nostra realtà, e la funzione sociale è data dal collegamento che ci deve essere fra generazioni. Quindi io credo fondamentale che si possa pensare profondamente a uno spazio in cui queste generazioni si incontrino, non si sfidino, non si disistimino a causa dei problemi che una può causare all'altra, ma si apprezzino perché si conoscano e, ripeto, in questo incontro fraterno, ecco il senso anche, se volete, di quella frase per me fondamentale di Papa Francesco: oggi o ci si salva insieme o non si salva nessuno, e quindi c'è questa comunicazione intergenerazionale che è implicata. Noi possiamo costruire una modalità diversa di essere persone. Persone, la parola stessa persona lo dice, è una individuo che si mette in relazione con un altro, che fa passare la sua comunicazione come essenziale per la propria crescita, l'ascolto dell'altro come essenziale per il proprio sviluppo. Ecco, tutto questo credo sia una scommessa, perché non è scontato che oggi l'individuo voglia uscire dal suo mondo, voglia essere in qualche modo voglia essere capace di ricchezza reciproca, cioè capace di ascolto e capace di dialogo. Però se non lo facciamo noi, chi lo fa? Ecco, ma in senso molto buono. E questo, a mio avviso, è dato proprio da quella piccola immagine che è diventata un po' il simbolo della nostra comunità, che è questo quadro, questa icona di Rubliev, che si trova praticamente in un museo di Mosca. Tretyakov è un'icona fondamentale della Trinità, nella quale si esprime esattamente questa collaborazione, data dal dialogo, data dall'incontro, data dalla capacità di capire che il nostro Dio è innanzitutto comunione, è innanzitutto relazione, è innanzitutto capacità di incontro nel quale ognuno ha la sua identità, ma la sua identità è frutto di questa capacità di vivere legato all'altro, non slegato dall'altro, e questo, a mio avviso, è centrale. Lo stesso nome di parrocchia della Santissima Trinità intende essere questo, cioè far cogliere ai più che il nome di Dio è un nome di relazione, è un nome di incontro, è un nome di dialogo. E questo è esplicato in vista, ripeto, del futuro. Un futuro dove l'alleanza fra uomo, natura e altri uomini, altre culture, altre dinamiche che naturalmente il mondo globalizzato ci propone quotidianamente, può diventare veramente il futuro della nostra visione. Ci ha colpito in particolar modo l'immagine dei bambini che osservano e l'arcobaleno e i due bambini che si tengono per mano. Che senso hanno?
di scommettere, come del resto il bambino li chiama oggettivamente, sul futuro, perché credo che la nostra dinamica di responsabilità di adulti, più volte richiesta a tutti i livelli, sia diciamo laico che religioso, è quella di pensare non a noi stessi e alle nostre generazioni, ma proprio al futuro del pianeta, al futuro di questi ragazzi che appunto vivranno da persone adulte dentro questo pianeta e dentro questa realtà, collegate fra di loro. Allora, l'arcobaleno è un simbolo importantissimo perché è un simbolo biblico che ricorda come dopo il diluvio Dio posi come appunto una specie di arco con quel quale aveva colpito, diciamo, gli esseri umani attraverso il diluvio. Questa immagine mitica, biblica, indica che appunto Dio ripone il suo arco, però da quel momento c'è un'alleanza fra l'uomo e Dio. E questa alleanza colorata, che è data appunto chiaramente dal riflesso della luce su queste goccioline, no, d'acqua, come sappiamo bene ormai scientificamente, però indica qualcosa di molto di più, cioè indica veramente il legame intrinseco fra gli esseri umani e Dio. Questo allora per me era fondamentale dirlo. Guardare, c'è una cosa splendida che la natura ci dona dopo magari il buio di anni di difficoltà, di terrorismo, di virus, di guerre, di fame, eccetera, per dire guardiamo a un mondo diverso. Ecco, quei bambini indicano questo, cioè una speranza di futuro, una speranza nuova. E dall'altra parte il bambino che più piccolo o che è caduto per terra si fa aiutare da quello un po' più grandicello, indica che tutti noi fin da bambini abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo bisogno dell'aiuto anche minimo dell'altro. Per questo ecco lo slogan, no? Se ognuno di noi può fare qualcosa, si può fare molto, perché basta anche un aiuto, basta una mano tesa nel momento opportuno e si può cambiare il mondo, si può cambiare una prospettiva, si può sperare, e quello è lo scopo fondamentale di questa operazione.